buona serata, mi pare di aver capito, ci siamo, una grande touche perché sul palco accompagniamo, signore e signori, Stefano, ben accompagniamo! Grazie, porto questo, vai. Grazie, amici. Questo rossetto rischi di metterti il rossetto stasera. Amici, facciamo l'applauso alla più bella mamma d'Italia, Elisa! Grazie a tutti, grazie. Ci sono delle telecamere qua, abbiamo installato una produzione televisiva, musica e spettacolo in tour, registriamo una grande puntata, penso saranno 2 parti, che andranno in onda sabato e domenica queste, per cui non prendete impegni sul canale 151 alle ore 12.30 e alle ore 21. Partiamo con l'applauso di Vertipaglia, cominciamo con gli ospiti. Siamo pronti? Regia, 3, 2, 1, siamo a Vertipaglia, Maserà, in provincia di Padova, amici e amiche, benvenuti a questa grande puntata di musica e spettacolo in tour. Siamo pronti per iniziare questa grande puntata facendo l'applauso alla nostra orchestra base, signore e signori, Elisa Perin! Eccoli qua. E partiamo con i primi ospiti, perché veramente voi a casa, amici e amiche di tutta Italia, siete lì che state fremendo, volete vedere chi abbiamo oggi in trasmissione. Chiamiamo loro, è un duo di una grande orchestra, Martina e Mattia! Eccola qua! Buonasera a tutti! Ciao Mattia! Ciao Stefano, ciao a tutti! Pronti. Cara Martina, io ti amo. No, è la canzone. Io ti amo, vi lascio il palco. Grazie. Andiamo? Andiamo. Vai, A buon tutti voi. divertimento a tutti. A tempo di moderato. Buonasera! Racconti questo scanto, io ti guardo come sia, ma è soltanto fantasia che si scioglie lento. Siamo fuori naufraghi, lo sai, siamo come marinai in un mare di emozioni. Come spiegarlo alla mia vita? Io ti amo, mentre l'alba resta l'unica mia vita. Io ti amo, ti sorrido mentre il cuore sta piangendo. Io non riesco a dirti cosa porto dentro questo dolce inverno. Che sogna negli occhi aperti, un amore che è impossibile. Ho lasciato tutto in mano a Dio, se facevo a modo mio, forse adesso ti abbracciavi a me. Forse esiste un cielo anche per noi, dove tutti i nostri mai si trasformano in per sempre. E non so come spiegarlo alla mia vita. Io ti amo e accarezzo questo sogno come vita. Io ti amo, ti sorrido mentre il cuore sta piangendo. Io non riesco a dirti cosa porto dentro questo dolce inverno rosa. Non lo senti il mio braccio?
bravissimi, complimenti. Ciao Martina, ciao Mattia, ci vediamo più tardi, grazie. E adesso chiamiamo loro, l'orchestra Sorriso, amici amiche, arriva Sonia e Joel, eccoli qua, li presentiamo tutti e due. Eccoli. Sonia, ma sei dimagrita Sonia, ti dobbiamo far mangiare. È l'amore. Ma quale amore? Ti dobbiamo far mangiare, dobbiamo decidere da chi. Sonia, allora canti prima tu? Ciao Joel. Buonasera a tutti, ciao! Grazie. Allora Sonia, tu canti quando una stella muore. Ma sì, facciamola rinascere, vai. Sonia, orchestra Sorriso. Andiamo Joel. Sorridi Sonia, sorridi. È un bel spot pubblicitario della tua orchestra. Joel, adesso facciamo cantare Joel. Esatto. Una bella baciata scritta dall'orchestra Sorriso per voi, Sinti. Sinti, vai! Cada dulce recuerdo de ti, pero me salió tan mal que no pude olvidar tantos años de vida feliz.
Eccolo qua. Signore e signori, Joel e Sonia dell'orchestra I Sorriso. Bravi! Bravi. Qui a Bertipaglia. Grazie, ciao Sonia, ciao. Vengo anch'io, guarda che ci sono. Eccolo. Scusate. Va bene, e naturalmente amici e amiche che ci state seguendo da casa, ci troviamo a Bertipaglia di Maserà in provincia di Padova, bellissima festa, la sagra di San Mariano, 30ª edizione, una cosa bellissima. Noi siamo qui perché vogliamo tenervi compagnia, perché adesso irrompono sul palco qui di questa bellissima sagra, lei, Nicoletta e Andrea dell'orchestra I Souvenir. Grazie. Ciao Bertipaglia! Ciao Nicoletta. Ciao Andrea. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti. Zingaro. No, Zingaro era un vecchio vostro successo. Adesso ci cantate un'altra canzone. Questa sera proprio presentiamo in anteprima i 2 brani che faranno parte della nostra colonna sonora estiva e quindi li portiamo qui a Bertipaglia. Vediamo. Titolo. Primo. Allora facciamo Male innamorati. Vai! Vai così, vai! E ti ritrovi di nuovo da sola, i sogni rotti e l'acqua alla gola, sotto il peso del tuo Dio, resta solo il cuore mio, ed io non sono più io. Ormai è tempo di darci un bel taglio. Farò male anche a me, io lo faccio sai perché, Ma davvero più dubbio non c'è. meglio soli che male innamorati, quegli amori coi cuori arrabbiati. È così sicuro che non avrà futuro. È meglio sola che con l'acqua alla gola. Meglio soli che male innamorati, non ci vuoi coi sogni umiliati. Non puoi far finta di averla per vinta, Che sogni è meglio sai. Io ci credevo, ti ho messa nel cuore e tu in cambio mi hai reso un dolore. Non hai mai capito me, non capivi neanche te, perché volevi da me. anche solo a Dio. Mio Dio che scena, non capito. Senza dubbi né perché, di noi due difetti me. Oggi sono certa che Meglio soli che male innamorati, e gli amori coi cuori arrabbiati. È così sicuro che non avrà futuro. è meglio sola che con l'acqua alla gola. Meglio soli che male innamorati, non ci voli coi sogni umiliati. Non puoi far finta di averla per vinta, Che soli è meglio sai. L'applauso di Bertipaglia, così! Meglio soli che male innamorati,
ci involi i tuoi sogni umiliati. Non puoi far finta di averla seguita, a volte soli, è meglio sai. È meglio sai. Grazie. Bella canzone, io naturalmente sentivo che dicevi, mi sembrava, meglio soli che ben accompagnati, innamorati, era vero? Beh, mi fa piacere, va. Senti, dai, vieni qua, dobbiamo andare veloci. No, scusa. Andrea, che cosa ci cantate? Il prossimo video che uscirà tra qualche giorno, Sì. senza un Senza un cantante? Perché? Senza un perché, vai. allora quello, perché e adesso si fanno l'amore. mille notti insonni senza te, mille dubbi nella mente. Ora ti rivedo e sembra che questo tempo non sia mai passato. Non dire niente, resta qui. Lasciati guardare solamente. No, non ti fermare. Passa la tua mano sul mio viso e amami così. Senza un perché ci innamoriamo e la vita va da sé. Senza un perché ci ritroviamo senza chiederci perché. Così senza un perché le cose nascono così meravigliosamente insieme. Sai, io non vivo senza te, anche se ho provato tante volte. Sei tornato adesso che oramai non credevo a niente. Donna, sei la gioia tu per me. Solo a te io sai, confido tutto. Anche quegli sbagli che ti fanno male, solo tu sai perdonare. Senza un perché ci innamoriamo e la vita va da sé. Senza un perché ci ritroviamo senza chiederci perché.
Bravissimi! estate a tutti, buona estate a tutti. Vorresti il microfono? No. Grazie Andrea, ha fatto la battuta. Bene. Bravo, Andrea! Siamo Andrea e Nicoletta. Bravo Nicoletta! Ciao, grazie Andrea. Sei una bellissima persona, grande, sei un bravo cantante, sei una grande orchestra. Signori, arriva lei. Agostini, ti dice qualche cosa? Lara Agostini! Buonasera Vertimaglia! Non ho sentito! Buonasera Vertimaglia! Basta, per piacere, mi è venuta l'udite, scusate, sto scherzando. Lara Agostini, che cosa ci canti? Voglio essere romantica stasera per tutti gli amici di Musica e Spettacolo, per questo evento particolare proprio qui a Vertimaglia, dove sono anche quasi di casa, quasi. Certo. Un bel pieno d'amore perché non fa mai male. Vabbè, speriamo che non costi troppo, vai. No, sì, il pieno di benzina, d'amore. È in aumento. Lara Agostini! Grazie! Brava! Se volate le vostre mani su ragazzi, vai! Vedi troppo che cos'hai, ti darò una mano io se non ce la fai, e ti parlerò di me, tanto che la scorderai, te la strapperò dall'anima e tu mi vorrai, ti guarirò, direi, occhi scuri negli occhi miei, quando ti accorgerai che tu sei come me, sarà lei che avrà perso te. E poi non ti chiederò niente più di quel che dai, se prese dalla vita con me ti rifai, perché ho stretto i denti anch'io sulla lama di un addio, e so quanto costa il rischio di vivere d'amore. Fammi viaggiare, fammi un pieno d'amore, per questa notte basterà amore, per questa notte basterà. E la notte volerà senza sogni ma che fa, quattro stelle fanno un cielo per chi non ce l'ha. Dimmi che ci sei, occhi scuri negli occhi miei, non sei l'unico tu che ti sei dato via per due braccia di compagnia. Ma io non ti chiederò niente più di quel che dai, se hai preso dalla vita come ti fai, tanto so che non potrei non innamorarmi mai, la mia linea della vita è chilometri d'amore. Fammi viaggiare, fammi un pieno d'amore, per questa notte basterà.
Aspetta, Sì. indovino? Indovina, aspetta. Stefano, ben No. arrivato! Ah, vedi, Signore e signori, arriva lui, Adamo! Erma, che avevo paura che ti buttavi in mezzo alla folla. Allora Adamo, so che ci cantate una canzone in due, adesso avete una voce stupenda di questa grande orchestra e vivo per lei. Vai. Vivo per lei, per voi, per la musica! Bravo! tutti voi. Vai! Da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non ho un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno bisogno sempre acceso, come uno stereo lavorerà. Ti chiedo solo adesso sai che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che si invita a sfiorarla con le dita, attraverso un pianoforte la morte lontana io vivo. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. Un piacere estremo per lei attraverso la mia voce si espande il amore produce. Vivo per lei nient'altro, e quanti altri incontrerò che come me hanno scritto in viso. Io vivo per lei, io vivo per lei, sopra un palco sotto il mare, anche in un domani blu. Ogni giorno la conquista, la protagonista sarà sempre lei. Anche per lei perché ora io non ho altra via d'uscita, perché la musica lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pausa e notte in libertà, ci fosse un'altra vita, la vivo per lei.
grandi. Meravigliosi davvero, uno grazie a tutta l'orchestra di Elisa Perini. Bravi! Grazie, ciao! Ciao Adamo, grazie. E adesso chiamo i legna dell'orchestra di festival. Eccoli qua, vai. Ah sì. E cosa c'è? Ma stiamo facendo una trasmissione qua. Dammi che lo dico, dai. Chi è che parcheggia male qua in questo paese, Ostia? Ostia. EK430HL, se non sposta la macchina gliela portano via e fanno bene, eh. E il proprietario auto come si chiama? Posso dirlo? Beh, non diciamo Paolo e basta. Va bene? È una Fiat, bravo. È mica tanto bravo questo qui però, eh. Grazie, sei stata forte. Ciao, sei forte. Grande. Vabbè. Mi raccomando, parcheggiate bene, parcheggiate. Va bene, ci siamo, riprendiamo con i legna e il festival! Ciao Stefano! È Viva arrivato anche lui. l'orchestra! Elisa È arrivato anche lui, Perini! è arrivato anche il Dino Saluto. È arrivato, eccolo lì. Dai, forza, Dove? facciamo subito questa canzone. Sento solo il presente. Per tutti Vai! voi amici! Una splendida luna ci accompagna stasera. Trasformami in bolla per farmi toccare una stella. Sofia Piano regalami un giro di luna senza che se ne accorga.
Bravi, brava! Ciao a tutti! Attento con la chitarra che mi fai tua. Eccolo qua. Signore e signori, l'orchestra di Ilenia e i Festival. Bravi! Grazie. Io naturalmente volevo comunicare a coloro che ti stanno seguendo a casa che qui, in questa bellissima sagra di San Mariano a Bertipaglia di Macerà in provincia di Padova, è pieno di tutto il pubblico che poteva venire qua. E noi facciamo un applauso a loro, grazie di cuore, siete veramente grandi, caldo, anche se è una serata calda. Bene. Signore e signori, arriva un cantante veramente possente, con una voce stupenda, Maurizio Medeo! Presente! Buonasera Bertipaglia! Ciao! Che bella accoglienza! Grazie! Dopo quando lo dico salut. Sono contento di essere qui, soprattutto vedere un pubblico così bello gremito qui sotto il palco, ascoltare le nostre canzoni. Abbiamo preparato tante cose, ma ci sono tanti ospiti, facciamo questa Profeta non sarò, che alcuni amici me l'hanno richiesta e ve la dedico con tutto il cuore. Vamo là. Ricordiamo il grande Demi Rousseau. Grazie, Okay. Maurizio Medeo. Pronti che si parte? Dai, Ciao, ragazzi. Maurizio! Bertipaglia, andiamo!
Grazie. Maurizio, ma veramente Bravo! hai mandato in distorsione l'impianto. Insomma, qui ci sono due buoni polmoni, una bella carcassa che arriva da Modena, con una buona forchetta, e soprattutto quando vedo un pubblico così bello, mi viene una cosa dentro che mi fa venire. Vorrei stare qui tutta sera a cantare, ma come faccio che c'ho i miei colleghi là di dietro? Guarda questo qua come è messo. Ora non guardare che bagagle qui. Grande Dica buona sua. Ciao Maurizio, vai. Vado via io, ecco, vedi come faccio a Lentano. Ciao Berti Bagna, assoluto. Bravo! Vai Stefano! Pausa. Ieri sera è venuta la mia vicina di casa, no? E mi fa, ciao Adriano, mi suona e mi fa, ciao Adriano, ciao, senti, ma ti piace divertirti? Sì. E ti piace fare l'amore? Sì. E ti piace sballare e divertirti e andare in giro la notte? Sì. E questa sera sei libero? Sì. E allora mi tieni il cane? Queste cose non le devi mica dire, no? Concludo perché l'altro giorno c'è stata, sono andato dal dottore, no? E nella sala d'aspetto c'era una signora che aveva un seno qui e un seno qui. Poi mi è venuta la curiosità e gli ho detto senti, ma come mai c'è un seno così? E un seno qui e un seno qui? E no, e sai, a mio marito mi ha detto gli piace addormentarsi con un seno tra le mani. E vabbè, ma spiegami, ma perché c'è un seno qui e un seno qui? Dormiamo in letti separati. Bravo! È forte questa. Senti, facciamo un pezzettino perché l'estate sta andando bene, però. Pausa. Questa è la storia di uno di noi. Mi sei incastrata la bocca, ospite. Anche lui nato per caso in via Gru, in una strada fuori città, gente tranquilla che lavorava in cassa integrazione, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo a Ostia, ma stai andando forte, Dove sarà? Facciamo una cosa a tempo veloce e vai. Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno dico la verità. E dopo da te viene Renato Zero, stai attento, E ciao Berti Paglia, grazie, siete troppo forti, grazie. Va bene, era una dedica. Bravo Stefano! Grazie. Bravo Stefano! Lo so, sì, bravo Stefano. Caldo questa sera, Ho ammazzato anche della zanzara prima, Una grossa così, c'aveva la targa, TS, ti succhio. Picchiata proprio. Va bene, signore e signori, proseguiamo questa grande puntata di musica e spettacolo in tour qui da Berti Paglia, Maserati, in provincia di Padova. Arriva lei, Linda Biscaro! Grande Linda! Grazie, buonasera con l'orchestra Elisa Perin, l'applauso lo farei, Sì, a questi certo. ragazzi. Grande Linda! Ciao a tutti, ciao. Orchestra. Cara Linda, Caro Stefano, una finestra tra le stelle. hai visto, le stelle Guarda, ci poi abbiamo sono. una luna stupenda stasera. Meravigliosa. Quando andate a casa date una carezza ai bambini. C'è il discorso della luna. Vabbè, Linda Biscaro, vai. Grazie amici, grazie. Grande Dedicato Linda! a tutti voi, Cambio faccia, cambio modo di pensare, se una goccia di una lacrima versata ti accarezza il
continua a sorprendermi. Disegno una finestra dalle stelle da dividere col cielo, da dividere con me. In un istante io dire dal mondo baciarti e poi scoprire che l'ossigeno mi arriva dritto al cuore. Solo se mi baci te e non sentire bisogno più di niente. Bravo Linda! Segno una finestra dalle stelle da dividere col cielo, da dividere con me. In un istante io dico al mondo baciarti e poi scoprire che l'ossigeno mi arriva dritto al cuore. Solo se mi baci te e non senti dire bisogno più di niente. Grande Linda! Grande Linda! Un abbraccio a tutti quanti. Linda! Ciao caro, Grande! ciao, grazie. Grazie Linda. Grazie a voi. Signori, dimmi, vuoi No, dire? no, volevo ringraziare di nuovo l'orchestra. Ma sono bravissimi, Bravissimi, soprattutto il batterista. Bravissimi, qualcuno bello però, non tutti. Qualcuno. Bravi. Ciao, Linda ragazzi, Visca. Ciao Linda! Va bene. Oh, adesso arrivano loro, attenzione, perché si chiamano Manuel, Erika dell'orchestra Martini Marchetti. Bella questa canzone che andate a cantarci. la canzone. Erika, scusa una cosa, abbi pazienza, ma sei abbronzatissima. Tu, no, che mi scotto a starti troppo vicino. Allora, ci cantate una bella canzone che si intitola Grande Amore. Vai. Per tutti voi, Canzone che vengo presto di Sanremo. Manuel Martini. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, solo amore, è quello che sento. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo te. Dimmi perché quando credo solo in te. Grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dentro di te l'amore. Dimmi che sai, che solo te sceglierai. Ora non sai, tu sei il mio unico grande amore. Bravo! Passeranno primavere, giorni freddi e stupidi da ricordare, maledette notti perse a non dormire, altre a far l'amore. Amore, sei il mio amore, per sempre per me. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché
Va bene, grazie, complimenti. Bella, però non fate queste cose. Vuoi anche da me? Ma no, dopo, grazie. Grazie. Va bene, andiamo avanti. Sto scherzando, naturalmente. Amici e amiche, proseguiamo perché voglio fare gli auguri. Ieri ci sono stati due ragazzi che si sono sposati, poverini. Allora, facciamo un saluto e tanti auguri a Gabriele e Marica, si sono sposati ieri. Ciao, tanti auguri e tanti figli maschi, mi raccomando. Là c'ho il rossetto? E che pareva? No, adesso che figura ci faccio. Va bene, signori, adesso chiamiamo una coppia di una grande orchestra, una voce femminile e una voce maschile. Signori e signore, Renzo Biondi e Marta! Buonasera! Eccola qua! Buonasera amici! Marta, scusa Marta, volevo dire soltanto una cosa, visto che giochi in casa, io vorrei veramente rifare il tuo ingresso, perché giochi in casa. Vai, torna lì, tu resta qua Renzo, resta qua. Signore e signori, lei è una vostra concittadina, abita a Maserà, in provincia di Padova, la grande, bellissima, unica Marta! Hai visto che bella gente che c'è qua? Quindi così non si poteva fare. Marta, canti prima tu? Sì. Renzo, canta prima Marta. Certo, sicuramente sì. Si fa ascoltare una bellissima canzone che è dedicata agli uomini, quelli che fanno arrabbiare molte donne. Quello un po' birichino, facciamo così, dai. Titolo? Uomo di stoffa. Vai, Marta! La nostra Marta per voi, vai, così. Le mani insieme a noi, con un bel moderato per i ballerini là in fondo, così. Attento a te, alternativa non c'è, o mi ami tu o te ne vai, non mi interessa altro, d'altronde se non sei per me, non stare certo per un'altra. Perché una donna non si fa, perché tu senza me stai, solo per quello che ti fa, pensavo che è meglio se ecco da sola e delusa. Per noi che non siamo pietra come voi, noi curiamo dentro l'anima, questo amore è un perfetto. Non si sta sempre in piedi, io svelerò peggio per te, quella totale in una nascosta. Attento a te, se attenzione non mi dai, non metterò il cuore mai, fino a che lo scriverai negli occhi tuoi, la verità, non sono cieca o disillusa.
Marta Maresta, dove vai? Vai via? Vai? Ma vai? Allora siamo solo Renzo? No. No, No, non lo perché lascio non solo. lo sai perché, non lo sai perché. Non lo lascio solo, perché chiamo due ballerini. Ciao Marta, grazie. Grazie di essere stata con noi. Allora chiamo i ballerini della scuola Los Muchachos. Kizomba, eccoli qua, complimenti. Sono innamorato. Dovevamo fare Amami così, però voi la conoscete già, abbiamo detto, quindi siccome c'erano questi due meravigliosi ballerini, abbiamo detto perché non fare la Kizomba nuova dell'orchestra Biondi, Visto che sono così bravi, li ho visti provare prima. Senti, posso sapere come si chiamano? Certo. Eliana. Eliana. A parte che una donna così non serve neanche chiedere il nome, secondo me. Appunto, io la chiamerei Occhi Blu. E Eliana, scusa? Matteo. Matteo, è timido Matteo, vero Eliana? Vabbè, resta qua con me allora, vai. Allora, Renzo Biondi con io ci vedo. Io soy así, io sono così, io sono così. Ciao. Ragazzi, mi raccomando, è sempre le mani e il ritmo, Ci siamo, vai. Oh, ballerini, così. Está hablando. No, no se puede escapar de los sentimientos. No, no se puede escapar de los sentimientos. Si soy un hombre que Los Muchachos. Los Muchachos. Senti, ma fammi stare in mezzo per esigenze televisive, scusa, devo stare vicino a lei. Los Muchachas. Eccoli qua, di questa bellissima scuola. Renzo Biondi, complimenti. Grazie, però tu sai che deve arrivare un attimo la Lara perché dobbiamo dire una cosa insieme. Lara, vieni, Lara Costumi. Lara, vieni. Eccola qua.
l'Aragostini. Alla finché arriva Lara, intanto ringrazio Luciano Bissero per l'organizzazione, che ci hanno venuti qua questa sera, ma anche che organizza l'evento Eccoci che qua, faremo Sara. insieme io e la Lara. E poi un Eccoci bel qua. applauso lo voglio per questa grande orchestra. Elisa Perin e tutti i suoi ragazzi meravigliosi. In maniera molto veloce, perché devo dare uno spazio ai nostri colleghi. Sì, siamo pronti perché lunedì 8 giugno saremo in concerto insieme per la terza volta, perché non c'è 2 senza 3. Ero primissima in sala da ballo. Primissima, quindi una serata di ballo puro. La cosa bella è saremo a Diamantic di Gaiarine, che proprio qui da Maserati Padova, visto che siamo in casa, Parlo stasera di pullman, approfittiamo esatto. per dirlo, sì. Quindi se volete informazioni o iscrivervi stasera, sapete che avete la possibilità di farlo. Esatto, siamo qui, potete farlo anche già stasera. Il pullman costa solo 10 euro e poi c'è l'entrata della sala bar normalmente. Quindi 19:30, tutti in piazza Cocciebolle a Maserà per il concerto L'Aragostini. prenotate, mi raccomando. Renzo Biondi, grazie amici, grazie. Grandi, ciao. Vai, tranquillo, ciao. Grazie. Arriva Marco dell'orchestra di Niagara. Eccolo qua. Buonasera amici. Grande Marco! Grande Marco! Bravo! Marco. Ciao carissimo, tutto bene? Sì, grazie. Senti, mi fai fare una piccola comunicazione? Sì. Allora, finito il nostro spettacolo di musica e spettacolo, amici e amiche, sgomberiamo la pista perché dovranno allestire per una grande sorpresa. Poi per i fuochi d'artificio, perché ci saranno dei fuochi, restate pure seduti o in piedi tranquillamente perché assisteremo a un bello spettacolo pirotecnico. Marco, allora, tutto bene? Tutto bene, Ci alla siamo? grande, alla grande. Vai, che ci canti una bella canzone, Fatti avanti amore. Bravissimo. Dai, cantiamola. Marco di Niagara. Pronti così? Grande Grazie. Marco! Ciao, vai, sulle mani così al cielo. Dai, su. Abbiamo gambe per fare passi, trovarci pezzi, avvicinarsi e poi abbiamo bocche per dare baci, o meglio dire per assaggiarsi. Se un pianto ci fa nascere, un senso a tutto il male forse c'è. Io sono pronto a vivere, ti guardo e so perché siamo fatti per amare, nonostante noi siamo due braccia con un cuore. Solo questo avrai da me. Fatti avanti amore, fatti avanti amore. Vai, sei. Sulle mani con noi, dai, so. Dai, così. Abbiamo mani per afferrarci, girare insieme come in garage. Abbiamo occhi con cui vediamo, ma se li chiudi ci riconosciamo. Perfetti come macchine, miracolo di nervi ed anime. Io non ti crederò perché ti stringo e credo a te. Siamo fatti per amare, nonostante noi siamo due braccia con un cuore. Solo questo avrai da me. Fatti avanti amore, fatti avanti amore, e fatti avanti amore. Ciao.
Marco! Grazie, davvero troppo gentili, davvero. Un bacio alle donne. Ah sì. Senti Marco, io ti ringrazio. Ci vediamo dopo nel finale. Naturalmente invitiamo tutti gli artisti a sostare qui sotto il palco perché abbiamo il gran finale da fare fra poco. Grazie Marco. A dopo, ciao. Grande Marco! Bravo! Mi rivolgo alla regia che mi vuole fare un primo piano, vai, eccolo là, sì. Voglio salutare anche gli amici che ci stanno seguendo in tutta Italia da casa, grazie di essere in tantissimi a seguire musica e spettacolo. Signore e signori, arrivano loro due, Jonathan e Dagmar dell'orchestra Grande Orchestra Lego. Ciao Dagmar, sei a Pua? Saluta anche Jonathan. Ciao Jonathan, ma c'ha la tromba. Così si fa, bravo. C'ha la tromba, mi preoccupa. Bene, siamo pronti. Allora che cosa ci canti, caro Dagmar? Questa sera amici vi presentiamo il nostro nuovissimo Lavoro. Buonasera. lavoro, sì. Buonasera. E che cosa cantate? Romantici, che dà titolo al nostro nuovo disco che tra pochi giorni arriva. Va bene, perché ti sei messo i guanti? Hai paura che ti contagi? Adesso capirete perché. Ecco, vai. Signore e signori, Dagmar e Jonathan, vai! Siamo pronti? Dai! Ciao, baby, ciao, Ma chi sei? balli con me, Io vorrei ricordi amore che sotto la luna poi poi batti cuore. Io primo amore, storia di quelli che sono romantici. non cambi mai, io lo so che tu fai come un no. Ma non cambi mai, che mi sento già lo so. Dai, baby, dai, Ma chi vuoi? lasciati andare, Non ci provare, la vita va così e speriamo che forse un giorno tutto ritornerà così romantico. La grande orchestra viene che sta io so che mai lo sai, mi lascerai. vai, 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 Dolci promesse che ti fanno vivere. Un bacio ancora, con ardore, mi batte il cuore. mio grande amore, Storia di quelli che sono romantici. non cambi mai, io lo so che il tuo bacio è come un rock. Lasciami dai, che mi sento già lo so. Dai, baby, dai, Ma che vuoi? lasciati andare. Non ci provare, la vita va così e speriamo che forse un giorno tutto ritornerà così romantico. Ma chi sei? Io vorrei tanti cuori, io primo amore. Non cambi mai, io lo so che il tuo bacio è come un rock. Lasciami dai, che mi sento già lo shock. Dai, baby, dai, Ma che vuoi? lasciati andare. Non ci provare, la vita va così e speriamo che forse un giorno tutto ritornerà così romantico. Tutto ritornerà così romantico. Siamo romantici nell'amore. Bene, adesso sai chi chiamiamo? Sì. Lui, il fondatore, colui che ha creato questa grande orchestra, signore e signori, Gianni Tego!
più giovane, più bello, più amato. Eccolo qua, Gianni Dego. Sì. Che cosa ci canti? Allora io voglio dedicare questa canzone a Luciano Bischero. Oh, il nostro direttore artistico che naturalmente salutiamo, gli facciamo un grande applauso. Eccolo qua. Grazie. Come noi non essendo Roma Allegra, noi dedichiamo a lui la cumbia del pollaio. Ah, pure, dove stanno le galline? Ah, eccola qua. Allora, no. Sì, allora, No, le galline, papà. Non galline, i polli. L'anatra. Anatre. Va bene. Ma ci vedi? No. Gianni Dego, la canzone si intitola L'anatra. Vai! Vai, vai, vai! Insieme a tutti i bambini, vai! M'hanno fregato l'anatra, chi è stato non si sa, sono stato Gianni Bruni, sono stato De Gregori, sono stato un pugnetto, o qualcuno dello Stato, chi c'è stato Berlusconi, oppure Maroni, o c'è stato Maradona, chi c'è stato non si sa, hanno fregato l'anatra, m'hanno fregato l'anatra, m'hanno fregato l'anatra, chi è stato non si sa, m'hanno fregato l'anatra, m'hanno fregato l'anatra, m'hanno fregato l'anatra, e adesso che si fa? Il mattino bello dritto una mattina, e ogni tanto mi facevo una frittata, E poi? mi veniva a salutare una mattina, e una Pasqua io non l'ho vista più. M'hanno fregato l'anatra, m'hanno fregato l'anatra, che stato non si sa. M'hanno fregato l'anatra, m'hanno fregato l'anatra, m'hanno fregato l'anatra, e adesso che si fa? Sarà stato Celentano, sarà stato il presidente o il suo dipendente, che c'è stata la Carlucci oppure la Dellucci, c'è stato Beppe Grillo, ma ancora non si sa. M'hanno fregato l'anatra, m'hanno fregato l'anatra, m'hanno fregato l'anatra, che è stato non si sa. M'hanno fregato l'anatra, m'hanno fregato l'anatra, m'hanno fregato l'anatra, e adesso che si fa? Sarà stato in terra, nell'ombra della sera, sarà stato allo Viscardi, oppure Branduardi, che c'è stato un cane che aveva tanta fame, e tanto che la Pasqua io non l'ho vista più. L'anatra, m'hanno fregato l'anatra, m'hanno fregato l'anatra, che stato non si sa. M'hanno fregato l'anatra, m'hanno fregato l'anatra, m'hanno fregato l'anatra, e adesso che si fa? M'hanno fregato l'anatra, m'hanno fregato l'anatra, m'hanno fregato l'anatra, e adesso che si fa? Gianni, scusami, abbiamo trovato l'anatra. Sì. L'hanno già mangiata. Porta pazienza. Grazie. Ciao a tutti. Ciao Gianni. Dagmar. Salutiamo Gianni e Jonathan. Ciao, accompagnato bene. Ciao. Bravi! Grazie Gianni. Ciao. Bene. Andiamo veloci, amici e amiche a casa, perché arrivano loro, la coppia più bella del mondo. Signore e signori, Giancarlo Ciao! Cosa ho fatto? No, niente. Oh, che meraviglia. Va bene. Senti Giancarlo. Sì. Ancora noi. Una canzone nuova che fa parte del nostro ultimo CD che uscirà a giorni. E naturalmente sarà apprezzatissimo, è presentato a Musica e Spettacolo. Vai, Desiree! Ancora noi, vai! Dedicata a voi!
Senti, vieni, resta qua, Desiree, bellissima sta canzone. Allora adesso Sono qua. no, va bene, resta, abbraccio. Senti, no, adesso abbiamo la canzone da presentare di Giancarlo, dei Santa Monica Band. Sì, sono io. Sì, caro Giancarlone. E allora ci canti una bella canzone che mi sembra che porti il titolo. Cosa avevi in mente? Siete del vostro ultimo CD? Sì, papà, anche questa è la nostra ultima incisione, fa così, via. Grazie, Sempre vai. ready? Giancarlo, io vado a tenere compagnia a Desiree. Giù con la mano tutti insieme! Cosa avevi in mente? Vai! Cosa avevi in mente? Quando ti sei ripresa, tipo giocando lì e ti sei tolta l'estate, inseguito gli scoiattoli e ti sei bevuta un intero inverno calcolando il corpo e una roba sul polso e una croce sul petto e non ti devo chiedere cosa avevi in mente tra un'altra vita. Cosa avevi in testa? Una storia diversa da questa. Cosa avevi in mente? Quando l'hai scritto in grande, non aiutatemi. E sull'asfalto pulito, nella strada sotto casa, ed hai gridato al mondo, non amatemi. E poi hai preso la vita, hai sputato la cima, e non ti devo chiedere. Cosa avevi in mente? Da un'altra vita. Cosa avevi in testa? Una foto diversa da questa. Cosa avevi in mente? Quando ho fatto pezzi in briciole nel divano, insultando tua madre che sembrava nell'arte, ed ho trovato il ginocchio e lacrime asciutte, ma perché sono sempre la peggiore di tutte. Oh oh! Non mi sento! Più forte! Che melodia, vai! Fumo! Con le mani, dai! Vicino a voi, dai! Grande orchestra, Enrico Ferino! Per raccontare domani a tua figlia chi eri. L'amore è un rito pagano, per raccontare domani a tua figlia chi eri. Cosa avevi in mente? Da un'altra vita. Cosa avevi in testa? Una foto diversa da questa. Grazie amici, grazie! Let's go! Bravo Giancarlo! Grazie di cuore, grazie. Bravo
Giancarlo da Santa Monica Band, grazie di cuore. Grazie a voi. Ciao, Ciao, grazie. Amici, una comunicazione velocissima, proprio veloce. La prima parte di questa serata, di questo spettacolo andrà in onda sabato 6 giugno, praticamente questo sabato qui, alle 12:30 e alle 21. Il canale qual è? 151. Oh, la Nuova Italia. E domenica la seconda parte, sempre alla stessa ora. Signori, arriva lei, Stefania dell'orchestra Stefania e i Mamma Mia Band. Stai attenta Stefania, ti si apre il sipario. Si apre il sipario, sto attenta. Stefania. Dai Stefania, sto È scherzando. stato un piacere essere con voi, grazie per Tipagna. Cuore bandito. Cuore bandito, Stefania. tutto da ballare. E un ringraziamento speciale a tutta l'orchestra di Elisa Perini. Grazie. E voi ballate, e chi non balla, batta le mani con me. Non si fa giorno mai, la notte è muta di cielo e di me, e vedi, che fatalità, sto innamorando di il giorno sei tutti i giorni mai. Spiegami bene che credi mi fai a quest'ora. Sei la mia canzone, come un pensiero nascerà. Sento l'azzurro, sento ogni angolo, come mi sono incontro, mi fermo e ti segno. Stare senza te mi fa morire, ma perché? Cuore bandito non ti sai, dimmi oggi, dici sentimenti tuoi, io regina della fantasia. Cuore bandito con chi vai, verso oggi, dici sentimenti tuoi, chi mi dà, dimmi con la mia fantasia. Brava! Distratti senza senso, rubami tempo, emozioni, pensieri e parole, non lo ammetti mai, mi cerchi con continuità. Cuore bandito, dimmelo con chi sei.
naturalmente Stefania, oltre che essere una bravissima cantante, è anche la nostra voce, volto ufficiale di musica e spettacolo, che praticamente vi dà gli appuntamenti, ve li legge, ve li dà a tutti. Sì, io ringrazio velocemente tutto Vertipaglia, tutti voi, dopo tanto tempo ho rivisto tante persone che mi erano rimaste nel cuore. Leonzio, il presidente di questa meravigliosa festa, tutto lo staff di musica e spettacolo, Viscari, soprattutto tu Stefano. Grazie. E l'orchestra! Di Elisa Perin! Tanta salute a tutti, Ciao, grazie. A dopo, al finale, gran finale. Signori, arriva adesso una cantante di una grande orchestra, Band d'Animos, Band! Eccola! Guarda, ti sei portata anche i ballerini. Mi sono portati i ballerini, Sei li prossimo. presentiamo subito. Venite, ragazzi. Zanini, un grande applauso. E Daniele Spolon. Eccolo qua, Daniele. Naturalmente il mio cosimo, che c'è sempre. Pronti? Dania, allora una bella canzone. Il titolo è Il tormentone del 2015, ragazzi. Visto che sono l'ultima, ho voluto darvi la botta finale. Sì, diamola come sta botta. appunto Dammi i una fuochi botta. d'artificio. Vai. E vi presento per la prima volta qui a Vertipaglia a Calele Bao Bao. Calele
scusa, quando ho visto quelle manone pensavo che volevano prendermi a schiaffi. Ho avuto paura. Per accarezzare l'anima spende tutti coloro che faranno parte della nostra famiglia. No, ma ho visto un paio là con i guantoni da pugile. Signori, ringraziamo Tania e i suoi ballerini. Tania, resta Tania, poi ci diamo i ballerini, vai, resta qui Tania, perché adesso chiamiamo tutti gli artisti che hanno cantato, soprattutto le cantanti femminili all'inizio, le vorrei qui sul palco, perché l'organizzazione di questa bellissima festa di Berti Paglia di Maserà in provincia di Padova vuole omaggiare con un bellissimo bouquet di fiori. Allora io vorrei tutte le cantanti. Vogliamo il bis! Signor Leonzio! Un applauso intanto per l'orchestra di Elisa! Prendete i fiori. La nostra mitica Elisa! Marta, vieni, dammi che gli diamo un bel mazzo di fiori a Marta. Eccola qua, la padrona, regina di casa, vieni Marta. Eccolo qua. Adesso ne diamo uno anche a Elisa Perin. Eccola qua, la nostra sempre bellissima Elisa. E poi tutte le cantanti, dai, venite. Sonia, Desiree, Lara Agostini, la Erika dell'orchestra Manuel Martini, orchestra Marchetti. Poi abbiamo la Dagmar, venite. Eccole là, tutte insieme. Un abbraccio fortissimo, abbiamo la Linda Biscaro, vieni Dagmar, vieni Mariangela, abbiamo anche Nicoletta, poi abbiamo la bellissima Stefania, venite, ci sono le cantanti, sono venute tutte? E adesso facciamo venire i cantanti, eccoli qua, tutti, la Dania è qui, la Dania, dov'è? Sì, sono qui, sono la Dania, sempre un bel qui. bouquet per la Dania. Eccomi qua. Grazie, omaggiamo, grazie. Sempre ultima. Vieni, sì, gli ultimi saranno i primi. Ma saremo i primi. Eccoli qua. Tutti cantanti adesso, per piacere, venite, tutti cantanti. Vorrei anche Annalisa con il suo bouquet di fiori, la nostra factotum, vieni, ecco Renzo Biondi, Andrea dei Souvenir, Manuel Martini, Joel dell'orchestra Sorriso, Jonathan, Gianni Tego, eccolo qua, Maurizio Medeo, Marco Ignagara, signori, ne abbiamo veramente tantissimi, eccoli qua. Allora, adesso li vorrei qui, però facciamo un po' di spazio perché, signori, scusate, io vorrei chiamare qui sul palco colui che praticamente insieme a tantissimi, sono centinaia di volontari, hanno organizzato questa grande festa che è la Sagra di San Mariano. Signore e signori, chiamerei qui sul palco il signor Leonzio. Venga signor Leonzio, però io vorrei averla qui un attimino in compagnia del nostro direttore artistico, il signor Luciano Biscaro dell'agenzia Lubi di Treviso, perché veramente è lui che praticamente tiene in piedi questa grandissima trasmissione di musica e spettacolo. Luciano Biscaro, vieni sul palco, grazie, raggiungici. Leonzio, due parole al pubblico, vieni. Ecco che arriva Luciano, vieni. Grazie Luciano Biscaro che ci raggiunge, io do il microfono a te, vai. Sì, è un piacere essere qui in questo piccolo paese con una grandissima organizzazione. È quasi un contrasto che un paese così piccolo abbia un'organizzazione così grande e i risultati si vedano. E lui ha detto che tengo in piedi questa trasmissione. E la trasmissione è tenuta in piedi dalle capacità artistiche di tutti gli artisti che si presentano agli appuntamenti musicali, alle serate speciali come questa di questa sera. E finché ci sono artisti validi la trasmissione continuerà sempre alla grande. Grazie. Grazie Luciano Biscaro. Sentiamo il signor Leonzio, Presidente, prego. Grazie a tutti, grazie di questo numeroso pubblico. Sono veramente emozionato, sinceramente emozionato, perché mi trascorrono davanti tante immagini, tanti ricordi. È un traguardo bellissimo, 30 anni di organizzazione non sono pochi. Ma questo lo dobbiamo soprattutto a quel gruppo meraviglioso che sta dietro a quelle quinte e che lavora incessantemente per tanto tempo. Ma avremo modo di ringraziarlo poi successivamente, fra un 10 minuti dopo i fuochi. E vi prego di restare fermi e poi faremo festa tutti assieme. È una grande sorpresa. Senz'altro, ci sarà una grande sorpresa. Permettetemi però di ringraziare anch'io tutto lo staff che si sta dietro qui dietro le quinte. E soprattutto la grande orchestra di Elisa Perin, che merita tutto il nostro applauso per aver condotto incessantemente senza fermarsi neanche a prendere un bicchiere di acqua, quindi grazie a loro.
grazie a una presentazione dinamica come quella di Stefano. Grazie, troppo buono Leonzio. Grazie. Grande Stefano! No, i ringraziamenti per te sono finiti. E poi, ecco, vorrei ringraziare naturalmente tutti gli amici, li chiamo amici perché da tanto tempo ci conosciamo, con tutti, con altri un po' meno, ma comunque avremo modo, speriamo di portare avanti, e quindi tutti gli artisti che si sono presentati su questo palco, grazie a loro. Bravissimi. Grazie. E poi non posso dimenticare i tecnici che stanno lavorando per le riprese televisive. La Video 1, guarda, facciamo così, salutiamo il regista, il nostro Franco Germano, i nostri cameraman, il nostro Nico, il nostro Gianni che sono là sotto le stelle. Benissimo. E poi naturalmente lui l'impara esattamente. Qua dobbiamo finire perché sennò porco la miseria viene la mattina. Luciano Bischero, il nostro grande patrono. Sì, ho finito. Resta qui. Resta qua perché adesso vogliamo salutare gli amici a casa che ci stanno seguendo. Vedi, da là ci stanno seguendo in tutta Italia. Signore e signori, grazie di aver seguito questa bella puntata da Bertipaglia, Maserà, in provincia di Padova. Musica e spettacolo in tour. Grazie a tutti gli ospiti, a Elisa Perin, a Stefano Begoverto, tutto. Passiamo e chiudiamo. Certe notti, tutta per voi. Ciao! E naturalmente i ballerini Los Muchachos qua con noi. Grazie, vai. Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli Young sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio. Dove sono le mani del pubblico di smettere mai. Dove sono? Fate vedere quanti siete anche lì in fondo. Gli amici seduti su. Certe notti fai un po' di cagnara, sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare, fra nebbia e locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica ti infetterà. Certe notti coi bar che son chiusi, al primo autogrill c'è chi festeggerà. Tutti insieme! Non si può stare soli, certe notti qui, chissà contenta così così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci impegniamo tra Mario prima o poi. La prossima volta diciamo ci vediamo da Leonzio, prima o poi. Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. Certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te. C'è la notte che ti tiene fra le sue tette, un po' mamma, un po' porca come. Quelle notti da farci l'amore fin quando fa male, fin quando ce n'è. Le nostre voci! Non si può stare soli, certe notti qui, chissà contenta con me, così così. Certe notti a Mario regaliamo noi, senza Mario cambiare prima o poi. Certe notti qui, certe notti qui. Alla chitarra Damiano De Luca, una straordinaria serata all'insegna della musica, delle grandi orchestre, un'organizzazione straordinaria. Luciano Bischero, Agenzia Lumi. Certe notti sei solo più allegro, più ingordo, più ingenuo e che vuoi. Quelle notti son proprio quel vizio che non voglio smettere mai. Non si può stare soli,
Allora noi siamo qui, vogliamo farlo noi un applauso a voi perché veramente siete stati fantastici. A casa veramente vedranno di tutto. Fuochi d'artificio, liberiamo la pista perché fra poco ci sarà una grande sorpresa. Fuochi d'artificio, buon divertimento, grazie Leoncio. Ritorniamo dopo, vai.